Allora, grazie a tutti di essere qui oggi con noi per questa stonda di un centro culturale universitario. Accogliamo oggi in un quadro di succicolo nella futura antologia di letteratura corsa Angelo Santo Petrera che ha da presentare oggi un acchiso particolare di letteratura corsa che ha conto mio e a tempo molto importante in la letteratura odinca e manco così sfruttato in la storia della letteratura, ben a dire stampa di storia. Non dico mica di memoria, dico bella storia, ma toccherà di sicuro a te a precisare questa piccola nuanza qui. E dunque assai importanti in un quadro di sistema di qui e ti ringraziamo torno di essere con noi e ti ascoltiamo con assai passione e piacere. Allora, buongiorno a tutti. Voglio ringraziare prima il Centro Culturale Universitario, il presidente, alla Noimeliu e di nuovo a Diego Mutier. Oggi voglio presentare un aspetto presente di maniera importante in questa nuova antologia corsa che esce da qui a poco, di a stampa di storia, allora difatti a storia un'amica memoria di ciò che appartiene a un gruppo, di un patrimonio in via di riconoscenza, invece che a storia di un'inchiesta critica che cerca o che cerca di avvicinarsi ad una verità. Allora, a Diaberte d'un secolo importantissimo per la questione di storia in letteratura corsa di di Genovesimo, ben intesa, di tanto che lei tra la storia e la letteratura si va di più in più importante, allora ciò che è aumentato qui si bassa in Corsica, ma si bassa in Europa sana, di tanto che spunta un termine abbastanza complicato a definire, un cuburo di l'identità nazionale, ciò che la può essere, non che strumenti ad arrivare. Dunque, è la storia di ancora di un secolo dell'identità nazionale, per precisare, o di genovesimo. Allora, Anne-Marie Thiès, qui dit una storiana importante in suo libro La creazione des identités nationales, dice per esempio che l'esistenza di una nazione riposa in un piccolo gruppo di persone che ha da mostrare un territorio diviso e di che su territorio esiste e deve avere una sovranità legittima. Ma l'identità nazionale deve rispondere a una serie di strumenti. Allora, la storia si serve all'identità nazionale con l'idea qui, l'idea di un patrimonio in pericolo da salvare. E tanto che si basano di più in più egolette, i tesori di una nazione in pericolo e chi i scrivani, i folcloristi si mettono a salvare da fa nazione, da crea nazione. E il romanzo diventa veramente stepica qui, che era l'epica dove la poesia era sempre un genere maggiore, ma diventa veramente un punto di inizio a storia. Scritture di storie si sono basate in un genere letterario e su genere che non era tanto stimato a Sebiga, era il romanzo. Allora, un romanzo famoso, fra tant'altri, che ha influenzato abbastanza scrivani in tutti i paesi, di Ivanhoe, di Walter Scott, al XIX secolo, e che dopo darà da Manzoni, per esempio, Victor Hugo per la Francia. Dunque, un romanzo è veramente importante per la questione di storia e per asolare a quella letteratura. E anche oggi, questo franchiamo appena un nostro soggetto, ma la storia ha un impatto non tra le scienze umane, soprattutto all'ea tra la storia e la letteratura, birigumando per esempio una pubblicazione recente, l'histoire est une littérature contemporaine
Ivan Jablonka, un storiano che rimane nanta a dimensione proprio letteraria di scienze umane. Allora, per la storia, tutto ciò che si basa qui, che ha mintato, si basa in Europa, ma la storia non ferma mica straniera a ciò che si basa in Europa. Quindi è veramente stato un sbaglio dall'osservatore e da un'aperta di storiografia di dire a Corsica come un luogo scantaduiduto, completamente straniero a tutte le modernità che si basano, completamente straniero all'idea di scambio intellettuale o culturale. E i parecchi esempi di personaggi che vado a presentare mi mostrano il contrario. Allora, un personaggio di XIX importantissimo per aller tra la storia e la letteratura è Francesco Ottaviano Renucci. Francesco Ottaviano Renucci è un intellettuale maggiore di Rudione Bastiaccio, di quello che crea la biblioteca di Ostia e assai a bonheur, assai presto, di un uomo che aumenta la volontà di Guletta e di Dramandera. Quando l'usilia sue memorie ci conta a Zozidelina in Perugazevece e ciò che lui non ha la volontà di tutte le storie che lui sente, non ha certi personaggi e dice ma ciò le ha a culette si va qui, ciò le che li piano cantati, ciò le che li abbiano una seconda vita. E di ciò che la dava cu e novelle storiche corte che lui pubblicò in 1827 di una pubblicazione maggiore che da essere aumentata a anni e Francesco Ottaviano Renucci ha da doppia sa prima pubblicazione di una storia di Corsica. Allora, perché è interessante Renucci? Perché è uno dei primi che fa la differenza, la distinzione chiara tra letteratura e storia. Nella novelle storiche corse, d'altronde, c'è una piccola polemica che è stata quando lui pubblicò queste novelle, con un rappresentante di un brevetto idando, Cotard, che rimproverebbe a Renucci di essere qualche sia che vuole chiamare la gioventù all'indipendenza. Allora, che è veramente qualche sia di attaccato a Francia, all'idea di una Corsica repubblicana francese, ma questa polemica qui porta a mente l'importanza dell'ambiguità della storia e soprattutto l'ambiguità di un tempo, o di XIX. Dunque, in Senuele, l'uomo corso di Dandu è visto come un etnotipo perfetto, un modello di virtù. Senuele, d'altronde, ognuno di questi titoli fa una riverenza a una virtù e come parecchi scrivani di l'epica, l'eroe e i fatti nazionali sono presentati come rimedi di betto a violenza e a vendetta. È veramente ciò che a violenza e a vendetta fa veramente sono pessimi all'epica e gli intellettuali, i scrivani, si servono in iso scritti di parecchi casi per dare alla gioventù un'altra bene, un'altra maniera di campare. Allora, abbiamo un esempio di una novella che si chiama L'ospitalità, che è la fase che ci impara due affari. Dunque, prima, l'ospitalità parla di due uomini, o piuttosto due glani che si vanno a guerra, e un giorno un uomo di un clan si va a una spaziata, ma piove, è pigliato in un temporale e decide di andare alla grotta in casa di un suo nemico. Allora, un nemico è obbligato ad accettarlo per via dell'ospitalità, ma i due nemici si ritrovano di betto a figura di San Piero Gorso. Si mettono tremendui a parlare di San Piero Gorso, che è presentato dando come uomo di patria di Elu, Renucci a Ige, il padre della patria, San Piero,
e si facciano un giuramento a fine di più fa uso di violenza, eccetera. Dunque si vede qui un ruolo sociale di storia, un ruolo quasi medicinale di storia, un rimedio, veramente. E l'esempio di Renucci ha da essere ripigliato da parecchi altri attori importanti. Regolo Carlotti, per esempio, 3 novelle morali tratte dalla storia patria, nel 1835. Allora, Regolo Carlotti è bene da un mondo dell'agricoltura, dell'agronomia. Dunque, è veramente le pubblicazioni sono pubblicazioni non temi completamente stranieri, ma pro dell'importanza della storia, di noi da mettere a scrivere queste 3 novelle. Non si distingue s'ampara che l'autore s'appodia assai non i desti di un medievo, Giovanni della Grossa, Filippini, e che è qualcosa che si basa di noi in Europa, di che un medievo diventa veramente un periodo maggiore, anche a un livello architetturale. E quando lui si riscopre i desti della Grossa e Filippini, Carlotti si ne serve, ma per costruire un testo proprio letterario. Regolo Carlotti ha una prevalenza invece di Renucci e di Grimaldi per gli eroi anonimi, più collettivi, fuori di Arrigo Belmesser, che è in cor di una novella, ma insiste non a forza di un popolo di betua ad irania. E torna qui, nella ultima frase, si vede di noi a riverenza a violenza, a vendetta, con questa scena che si basa in una novella La fede tradita, arrestate o barbari, non ispargete quel sangue che non doveva versarsi se non in pro della patria. E ci sono parecchie frasi di stesso tipo, vale a dire, l'erme si va a uso l'erme in Corsica solo per diventare a Badria e mica per altro resto. Li stessa dimmertia Gianvito Grimaldi è bene di Niolo, di quel che sia che ha fatto i suoi studi in Roma, donc in 1855 pubblicò le novelle storiche corse. Allora si dimmertia a lui di un stile più ampio, una scrittura più ricca in dettagli invece di Renucci e di Carlotti, che hanno un stile assai più epurato. E anche un altro esempio rigacciato da sua novella Ricciardo e Fior di Spina concerne la violenza e dice anche lui: fra i tanti mali che in ogni tempo delle nostre dolorose vicende hanno funestato il popolo corso e forza a dibetarne, non dirò la selvaggia costumatza di portare le armi. Ma dunque si vede considerare esempi qui che la storia, alea tra la storia e la letteratura, nasce veramente a sebiga qui, sebiga di Udigenoesimo, e che ha un ruolo sociale, uvato di glorificare gli eroi passati e i fatti passati, può dare alla gioventù un'altra maniera di campare e scantare dalla violenza. Allora, solo una parola per l'attività teatrale, allora che questi è sconosciuta assai e meriterebbe un vero lavoro, ma allora, l'attività teatrale qui, nella letteratura corsa, è un'attività importantissima a Udigenoesimo. Parecchie nazioni sono liate, il destino di parecchie nazioni è liato al teatro. Si vede per esempio l'Italia con Verdi in 1842, la rivoluzione di Belgica è stata aperta da una rappresentazione teatrale. Dunque, è importantissima, è abbastanza sconosciuta in Corsica. Solo un esempio, a Bezza San Piero Gorso, scritta di noi da un storiano importante, Giancarlo Gregori, che è lui aumenta l'importanza di San Piero Gorso, un personaggio maggiore con rappresentazione che Dio ancora e che serve veramente da raighiera all'idea di una Corsica repubblicana francese. Veramente è spesso presentato in sidesti qui come un personaggio che ha visto la bene francese
di Agorsica. Allora, fra tutti i saudori, un'eccezione, non ha un piano ideologico, di l'eccezione Salvador Viale. Allora, Salvador Viale, eccezione perché? Perché chi ha sola pensata intellettuale, critica di beta Francia, veramente, di un solo che si permette all'epoca di fare critica di Francia. Di un uomo che partecipa a due progetti culturali maggiori, comunque, di Niccolò Tomaseo, che viene d'Italia, dunque i soganti popolari, e lettere di Pasquale Bauli. Dunque, quelle lettere soprattutto si vede che la storia gli interessa assai. E in questa novella c'è una novella che simbolizza di avere pensata appena critica di Salvador Viale, di beta Francia, di relazione di un viaggio per mare, che è presente in l'antologia. Allora, relazione di un viaggio per mare è veramente un testo strano. Un uomo che viaggia in battello, o battello c'è una tempesta, fa un sogno, sommo, e c'è un fantoma di Pasquale Bauli che viene a parlargli. Ma dunque Salvador Viale si serve di Pasquale Bauli per criticare ciò che è diventata a Corsica. Bella di Pasquale Bauli piglia notizie di uso paese, si lamenta di ciò che è diventato, e Salvador Viale critica a Francia, la sua amministrazione così complicata, le sue maniere. Bon, c'è di noi un aspetto abbastanza reazionario, ce la dire, ma si serve di un personaggio che l'imperia un sguardo non a uso paese per criticare in una postura abbastanza all'Antigone, abbastanza reazionaria. Dunque, già al XIX ci sono parecchi casi di tante maniere di fare uso di storia in un modo letterario. Allora, faccio un piccolo salto in un tempo. Bon, si può parlare ben intesa di a letteratura in lingua francese che fa uso di storia durante la Terza Repubblica, l'ha fatto in modesa, ma questo ciò che ci interessa di udra due guerre a con l'autonomismo. Allora, tanto a Corsica attraversa in questa rappresentazione culturale una nuova tappa. Con l'autonomismo degli anni 20 c'è d'una parte a messa in piazza di un nuovo sistema di rappresentazione storiche. Allora, cosa vuole dire? Vuole dire che da conquista francese fino alle due guerre le rappresentazioni storiche erano definite così: San Piero era Uabu di Abadria e le altre persone, gli altri eroi, non erano che eroi secondari. Quindi c'è veramente un scambio maggiore che cada essere messo in piazza a un livello di rappresentazione. Un investimento maggiore di un periodo baulista, che è veramente per la frase di Patrick Géry, un instant d'éternité, a movra fagge di un periodo baulista a sostonda d'eternità, e una occupazione forte di scena memoriale. In due a movra di interessante di chi per la prima volta ha occupato un spazio pubblico con parecchi avvenimenti, a groge di un ricordo di uso e avvenimento maggiore, ma ce n'è da altri, parecchie placche, parecchi monumenti a gloria di Cercinello, di Jacinto Bauli, hanno essere messi in piazza che hanno testimoniato di s'occupazione di scena, soprattutto. A Movra dirà di noi un giornale che aveva un avviso particolare in la questione letteraria. A Movra s'era dotata di un'istituzione maggiore, a Sostamperia, che ha veramente avere una politica professionale editoriale, una politica letteraria larga, con traduzione di classici universali, Don Quixote per esempio, un'occupazione di noi di un spazio pubblico che dirà veramente caro
a Amuvra, cu teatro corso, ma di nu collezioni, i libri hanno essere veramente classificati in parecchie collezioni e un spazio ben inteso dato a aggregazione. L'obiettivo è veramente avere una letteratura nazionale in capacità di rivalizzare con l'altra, di ciò che è abbastanza rappresentato con questa caricatura, con la letteratura corsa, giuga, che chaque una rivista ha letteratura francese. Allora, per Amuvra e per arrivare al soggetto storia e letteratura, ha scelto un testo che non sarà mica in ontologia, ma ciò le contunca a parlare, di un testo che si chiama I studi di Bilone. Allora, bon, di un testo che aveva pochi lettori, una mica essere stampato in grande quantità, ma a un livello di idee, di maniera di rappresentare la storia, è importante. Allora, è pubblicato di una pezza ideata, pubblicata nel 1935 in una collezione Culana Rara, sarà la sola pubblicazione di questa collezione qui, di un'opera a tempo politica e metaforica. Ci sono personaggi veri di storia come Paoli, San Piero, San Boguccio, e che contrastano con altri più allegorici, come Eugenio di Montagna, la ninfa di Uolo, Muvrela, la Vergine Maria. Dunque c'è veramente un'immaginazione, un'inventività scatenata. Allora, la storia tratta di parecchi simboli forti della storia di Corsica. C'è la libertà, che è imprigionata in Ponte Nou, e tutti gli eroi della storia di Corsica devono andare a salvarla. Dunque c'è un simbolismo forte fatto da motivi nazionali e un acconciamento nuovo per apportare la storia. Vale a dire, un solo esempio che simbolizza appena sa rimessa in causa di un piatto eroico di storia. Al momento dato c'è una scena dove San Piero e San Bocuccio sono accanto e bevono a Pasquale Paoli bene a cavallo, e San Piero dice a San Bocuccio: ecco o vero uomo di Abadria che giunge. Dunque è veramente un fatto di riabilitare un eroe che era stato per gli ultimi anni appena scordato e poi di noi strumentalizzato in noi, facendo di lui, per esempio, un precursore della rivoluzione francese, per esempio. Bon. Ma i studi di Bilone simbolizzano la vinsata di Amuvra di Betua a storia. Allora, per i desti odinchi, vale a dire, ha ubbiato i desti di si 20 ultimi anni, forse che ci saranno scordi, ma bon, quando lo si vede Murtorio, Ombre di guerra, le sermon sur la chute de Rome, où j'ai laissé mon âme, si vede che c'è un nuovo rapporto alla storia che è in traccia di mettersi in piazza, una presenza più importante, per esempio, della storia contemporanea. Che era qualcosa ancora durante il riacquisto che non era tanto aumentato. Allora, ha scelto due avvenimenti che sono in cuore, per esempio, di tutti questi libri qui, di la prima guerra. È vero che la prima guerra è veramente l'avvenimento più aumentato da tutti gli autori d'Awa, Odink, e l'altro avvenimento di la storia coloniale, volei l'avventura coloniale di Corsi, che soprattutto ha costruito l'impero coloniale di Francia e che ci hanno partecipato 30.000, 40.000 uomini. Su periodo qui, a un pare, inauguredia una nuova pensata per apportare la storia in due o contemporaneo risponde a un contemporaneo. Vale a dire, parecchi avvenimenti scordati
in anni passati che sono in reabilitati e presentati come i vere rompidure di storia contemporanea che noi campiamo sempre ora. E il più bel esempio di Murtorio, penso, se scene che si basano a tempo all'epica da ora, che allea a un sumerismo, a un durismo, eccetera, e che trovano come una spiegazione in trincee di prima guerra, per esempio. Allora, prima di fare una conclusione, voglio presentare due personaggi che simbolizzano l'area abbastanza zeppa tra storia e letteratura. Il primo è Cercinello, per esempio. Allora, Cercinello, a un livello di sorgente storiche, c'è poco a fare, cioè la dire. Ma a un livello letterario c'è una mansa a fare. Bon, c'è Sudesto, meraviglioso, di Giottesimo, di Giuseppe Ottaviano Nobili Savelli, Virne Maurice, che parla di Saviura di Cercinello e che anche loro se lo ne compio. Dopo c'è Il curato di Guagno di Gianvito Grimaldi, in eso novelle storiche. Allora c'è da sapere che, per esempio, di un testo dove a viura di Cercinello non è mica la stessa, di è presentato come più attaccato a Francia, e di un testo che per questo sarà criticato assai da Amouvra. Eppure se Amouvra l'ha ripubblicato, con la sua stamperia. E dopo ci sono parecchie canzoni di riacquisto fino a un'occupazione reggente assai di un spazio pubblico che, per esempio, è stata fatta sugli ultimi mesi. Dunque, primo personaggio, ma se lo gira un altro personaggio che rappresenterebbe questa ambiguità tra storia e letteratura qui, di Maria Gentile. Allora, qui è anche più ricco, perché Maria Gentile di noi, a un livello di esorgente storiche, c'è poco a fare, c'è anche quasi nulla. Ma il primo testo letterario in Antaella, di Amore e Religione, di Francesco Ottaviano Renucci, non è mica un testo di una grande letterarietà, di più un racconto, conta questa storia qui. E gli permette di dire che, per esempio, il corso deve essere cristiano. E al principio del XX secolo c'è veramente diventa un soggetto quasi a moda, con Maria Gentile di Vattelabesca, scritto in italiano, Maria Gentile di Gian Pedro Luciardi, con una visione di Saona controversata, perché Luciardi presenta come una persona approdi a Francia che è più accomodante che strafare e che sarà criticata assai, per esempio, quando l'usile di un contrasto tra logo e popolo di Rinato Godi e Vincent Stagnard, criticheranno assai, per esempio, su questo. E Anton Francesco Filippini di noi, che dirà critico letterario, criticherà il testo. Ora, non taubiano letterario e non taubiano di costruzione storica. Si può amintà di noi Magedo, di Rinato Godi, più all'epica contemporanea, e ultimamente riferenti la Passion di Maria Gentile in 2017. Dunque qui si vede un personaggio due esorgenti storiche sono poche, veramente, e che di qui l'importanza, i bueri di letteratura si trovano qui, che è fatta viva più da letteratura che da storia stessa, e qui può da materia a riflettere. Allora, per compiere, una di amica abbia un personaggio, abbia un evento, e anche un monumento. In Amodesa ha parlato di un rapporto alla storia in Corsica, un rapporto balincesto, una storia balincesto.
Se lui un avvenimento che rappresentava su palincesto di questo avvenimento qui, che tutto il mondo conosce, ma da 2 anni, bene da una novella di Renucci, L'amor della patria, due a storia di Pasquale Bauli, di Insularo, c'è una ona che vuole avere di maniera insistente, e lui prima un bolemica che si è dirangiato, questa ona di accompagnato da un sidelo, forza aborta, bene a berelu e dice, di betta Pasquale Bauli che dirà in collera, gli dice, a lui a 2 violi, sono morti, vengo a presentarvi l'ultimo. E Paoli dice, liberdona e die toccato assai da auguraggio di Saona. Su questo avvenimento qui, di certo per essere un soggetto di un monumento ai morti della prima guerra in Bastiglia, in 1935, una certa strana assai, e che sarà d'altronde ambientata in un romanzo A Fontana Altea, Diago Mutier, con un'analisi di su Vatugui, non erano negli stessi badri, negli stessi scopi, eppure si ritrova qui. Di tanto che il balincesto pia tutto il senso, basta dire una storia che si scrive e si riscrive, ma conservando gli stessi occhi. E per questo che lavorando nell'area di storia e letteratura, di scrittura letteraria o di scrittura storica, può permettere di noi di riflettere, e deve permettere, secondo me, di riflettere la necessità di un romanzo nazionale e di, soprattutto, l'ambiguità di una dimertia storica. Vi ringrazio. Allora, ringraziati assai per su giro, per aspetti tematici assai precisi, e poi ci possiamo dare una stonda giusto appunto per parlare, aggiustare, completare, inviare altri vigli di considerazioni, questa stampa di storia in della letteratura corsa, che curi quantunque qui non 2 secoli, non è mica nulla, in 448 si può dire, di petto al tempo che ci è stato dato qui, e la parola è aperta a qualunque voli. Bon, io ho di nuovo 2 o 3 domande. No, Giacomo. No, io dirò solo per partecipare nella memoria di Francesco Ottaviano Renucci. C'è un affare che ho insegnato quando ho fatto a Modesa e da Sugigolo, nella questa, di studiando le memorie, un registro di memorie, mi sono visto che c'è un quaderno di pagine che è stato appiccicato dopo. Prima ha scritto e dopo ha rimesso, ha appiccicato a soviezza e ha cambiato la paginazione, e se pagine così concernono la storia e la letteratura, e di letteratura a bocca, diciamo, in Deo Cantone, in Dea Bieve, chi di Hasoia, e di assai da Dawagna, ciò che di assai interessante vede per andare, per illustrare ciò che ti hai detto, che la storia, compresa la storia e la letteratura, si face secondo i momenti e secondo ciò che c'è bisogno di contare. Admettiamo, così si vedeva, o si può fare l'ipotesi, chi di prima scrive la storia di letteratura, vedendo ciò che è la letteratura in una lingua, bene di italiano, per lui, e forse anche in francese, ma
italiano, e dopo, quando vennero in Corsica, giusto appunto, quelli che hanno impuntato l'immaginario di Salvatore Viale, e in particolare di sicuro Tommaseo e tutti i proscritti italiani, che cercano anche lì un eroe nazionale, tanto e lo aggiunge, forse sono appena rispettoso, ma penso che l'ha aggiunto per un passato per uno che non si era mica scordato che a lingua corsa aveva di nuovo illustrato l'estro nazionale. Una reazione, no? O giusto una rimarca? Allora, un sabia mica stuvato, ma è veramente interessante assai, sapiccio di questo. Io penso che veramente non abbiamo finito di sfruttare su periodo qui d'ambiguità, di confusione in noi che era o XIX secolo. E per me un personaggio come Renucci è un personaggio affascinante assai che ha rappresentato tutte le tendenze, tutte le ambiguità di un tempo. Io quando rileggo, per esempio, su Diwati, su tensione che la lui ha su Cotard, mi pare interessante assai quando l'uomo legge, perché il rapporto tra storia e letteratura è di un rapporto a tempo che si mette in piazza. Quando l'uomo legge odia e Noele di Renucci, non si può che domandare come su contrasto, come se tensione hanno potuto nascere. E tanto che ciò a lavorare nell'ambiguità di un tempo e l'ambiguità di certe rappresentazioni che non hanno più forse corso oggi. Allora, due o tre domande, rimarche, piste di noi. L'intoppo giusto appunto tra Cotard e Renucci, vuol dire di noi che c'è l'intoppo di due romanzi nazionali in elaborazione. Qui uno che principia che ha principiato con Paoli, ma Paoli non è mica un romanzo nazionale, dà a materia per un romanzo nazionale futuro. E forse ciò che è mancato qui nell'elaborazione sul romanzo nazionale in la letteratura di lingua corsa, ma di usi tanta, è la nascita di un romanzo epico, una specie di breve art corso, che si può trovare in l'opera romanzesca di Sant'Ugasta, con la Geli di Usariseo, e che è il primo a sfruttare un personaggio tra un mito e la realtà, tra un cronacore e un personaggio di principio di romanzo nazionale, e che Marco Biancarelli, per esempio, considera come uno dei primi a essere un letterato corso, a creare letteratura corsa, è Giovanni della Grossa. E Giovanni della Grossa che darà giusto appunto tutta materia a Sant'Ugasta per la nascita di suo romanzo epico. E poi Sant'Ugasta faccia due altri romanzi dopo, un galarato, e cercava prima di un galarato a seguito di un galarato, con una maniera di portare un romanzo che ha uso un po' un romanzo naturalista di XIX secolo, caccia un personaggio da un primo romanzo e ne sviluppa un velo fino agli anni 70, un nome di una donna, non mi ricordo più il nome, così. Maria Stella. Cu Maria Stella e giusto innanzi un galarato scrive di noi la storia di un intesimo in un altro. Ecco, dunque ci poniamo un po' una questione, no? Posto che te l'hai ammentata con Ivanoe e a via erderiana di Costituzione di un romanzo nazionale, servi tu di noi un filo di Costituzione di un romanzo nazionale qui attraverso
a letteratura e potremmo andare un po' più lontano che vari esempi e proasine, ciò che ho detto l'altra volta in attesa di Gian Guido Talamoni, quando Maria Gentili finisce non una statua che è piazzata in cuore di regione, enfin, dell'Assemblea di Corsica, siamo andati a Gima qui a Costituzione di un romanzo nazionale con Vilu che sta inteso. Dunque, ecco, ti volevo rilanciare giusto appunto l'elaborazione di un romanzo nazionale attraverso la letteratura. Allora, penso che come l'hai detta, Omu definisce due maniere di concepire un romanzo nazionale in una storia contemporanea. Allora, forse che andando più lontano, forse che è più complesso, ma è vero che ci sono due tendenze che si staccano. Maria Gentile è forse un'altra tappa di questa costituzione di un romanzo nazionale, perché in pochi anni è comunque un personaggio dove si sa poco a fare e ha dato un nome a un collegio, ha dato una statua d'altronde con parecchie tensioni a un momento di messa in piazza di questa statua tra parecchi gruppi politici. Occupe un nome Iuguleggio, quando un sarizza mica l'autorità accademica a un momento di messa di Luisa Virgina. Di Luisa Virgina. Dunque, per me rappresenta forse un'altra tappa su percorso qui, ma io penso che a storia mica di un romanzo nazionale, ma di concepitura di un romanzo nazionale in Corsica manca sempre per me. Una riflessione non c'è. C'è per esempio in continente una squadra di storiani come Suzanne Citron, Laurence de Kock, Awa, bon, che hanno fatto di costruzione di un romanzo nazionale una di esso priorità. Penso che in Corsica ferma a lanciare su Drawaio qui. E ciò che è interessante in noi è il discorso che lo può portare un uomo, un rappresentante politico, non un personaggio. Ciò che su personaggio ha da rappresentare per lui in un passato di storia. In un fatto passato, ha sfruttato per il XIX e la Terza Repubblica tutti i discorsi che sono fatti in giro a San Piero, quando lo si va a Sostadola, a Paoli, quando le voltano a genere, sono discorsi che per certi non si ritroveranno più oggi. Per esempio, Paoli presentato come spesso presentato assimilato a Ulisse, presentato come un eroe instigatore della rivoluzione francese, presentato sempre occultando Pontenot, piattando Pontenot, piattando la guerra contro la Francia e insistendo in il suo ruolo all'Assemblea nazionale. E per San Piero di stesso, sempre presentato in un servizio con la Francia, allora che è un personaggio che ha fatto, non ha mica fatto solo guerra, e presentato in noi come qualche sia capisto come se aveva poteri divinatori capisto il destino francese di Corsica. Allora qui la questione che lo si propone, cosa vengono a rappresentare oggi questi personaggi qui? Maria Gentile, Cercinello forse, ma più Maria Gentile, cosa viene a simbolizzare, a cristallizzare di una questione che una società si deve porre? Io per complicare torna appena a cosa, Giananta Maria Gentile un ricordo di una bezza che era stata fatta negli anni 70, dopo l'Iria, a Casa della Cultura e a Corsica, a MCC, aveva programmato una bezza di teatro che si chiamava Antigone Corsa e che rappresentava a Maria Gentile.
E come l'era in francese, c'era stata una manifestazione tra i spettatori per un spettacolo che era stato dato di Sabezza nanta Marana, nanta Usido Antico, si era fatto un teatro, era bellissimo, e a un momento dato si è inteso il pubblico che mugiava e che cantava Antigone mica corsa, Antigone mica corsa, perché, perché la rappresentazione si faceva in francese. Per dire la variabilità della fala, questo è un esempio giugo, e poi dopo c'è l'altro esempio, che è quello di Niccolò Tomaseo, nella sua costruzione di visione di Francia e di Corsica, perché ci vuole guardare la realtà storica, mi dice adesso mi sbaglio, ma Niccolò Tomaseo quando lui scappa, per così dire, dall'Italia o dai paesi che agiscono contro la volontà di una riforma, in dove trova l'asilo? In Francia, in Parigi. E quando lo costruisce a sua visione romantica di cultura, chi sceglie? Rinnega a Parigi come a capitale, diciamo, di Uizio, di perdizione, e piglia a Britannia e a Corsica, perché ha bisogno di costruire un discorso romantico con queste immagini così, che ritorna alla natura, e d'altronde ciò che ha da convincere per i canti popolari. Dunque, la variabilità di un discorso nazionale. E qui a volte di l'ideologia, di un rapporto umano con l'ideologia, di qualcosa di ricchissimo, soprattutto a ste Bigagui e degli stessi Perenucci. Durante un certo tempo non si sa troppo in due pendighedia, è vero. E dopo la campagna Italia, bon, siamo a poco presso sicuri di uso attaccamento, ma durante un tempo di comunque è più difficile a sciogliere gli stessi per Grimaldi, perché chi sono qui hanno un destino famoso, non so mica di ciò che oggi è nella Corsica, non è mica un scorno di terra completamente scantato di modernità, di ciò che uomo chiama modernità tanto, di in lea con tutte le idee moderne di Sebigagui. Un uomo come Grimaldi, per esempio, prima di fare novelle storiche, era in Roma e ha partecipato a una rivoluzione dove anche appena si va esecutata dall'autorità, per esempio. Solo per dire una cosa appresa a Cotard, ci vuole includere, diciamo, in della visione dialettica, mi si pare, un'epoca fa che forse la gente, i contemporanei, non sappiano mica e che noi scopriamo attraverso l'archivio. E che a proposta di Cotard, bene dopo quella di Moore, e quella di Moore ci vuole comunque a leggerla. Quando Moore presenta esodaule di lettura per i zidelli di scuole, di campagne corse, che per imparare il francese, e daule di lettura sono l'articoli del codice penale francese. Tu condanné a morte, la tête tranchée, e ci vuole rappresentarsi ciò che lui è un rapporto dialettico tra queste cose così, e Cotard è un seguito di Moore. Penso che Cotard non era mica all'altura di Moore, dal suo punto di vista. Ma che bene in noi a dire l'importanza di un rapporto a un tempo, ma l'importanza di un rapporto alle parole e ai concetti.
per esempio, per tutti questi personaggi di Udigi sono attaccati alla Francia, ma per lei a Corsica di una nazione. Veramente di una parola che rimane assai, assai. E il rapporto alle parole, ai discorsi, ai concetti continua a noi. Quando ho arrivato a morire nella Terza Repubblica, ho consultato tutti i rapporti del Consiglio Generale di Corsica e ci sono i brevetti che aprono una scienza e che parlano di popolo corso, per esempio. Una parola che durante gli anni 70-80 metterà in collera, farà reagire una massa di gente. L'autorità francese impiega su termine guida. Dunque, è bene in noi a accendere di più la complessità di un rapporto al passato. Forse di una tuntia, un'evidenza, ma a letto giusto appunto adesa nanta Francesco Ottaviani Renucci da ieri su sogno sincretico di Renucci che è un ammiratore di lumi francesi e di rivoluzioni e che un modello politico molto più con la conquista di Napoleone, Rivoli, Arcole, eccetera, tocca una realtà giusto appunto con Napoleone e se esciuti dai lumi francesi, dai lumi in generale e da un'Europa finalmente marcata da suo spirito qui e culturalmente firma italiani almeno, bon, posto che mi domando se a corsitudini e a italianità sono veramente spiccati all'epoca, linguisticamente non è mica un'evidenza, ma il sogno qui, dopo che a sconfitta e a scaruta di Napoleone, bon, perdi il suo senso e a rega a Pompidou, ma c'è questo sogno quantunque che trapassa l'ambiguità, che diventa realtà, no? No? È vero che il rapporto crede di noi un'ambiguità che è francata. Il rapporto a Napoleone può essere un prisma interessante qui, non sta La dico mica io, l'ho letto in tier, forse non si ricorda più di sta passata. Voglio dire qualcosa a suo soggetto così, se è possibile. Giusto appunto a posizione mentale, diciamo mentale più che ideologica, non ci metto mica a profondità necessaria, ma mi pare così. Renucci, quando lo parla dei lumi e che lo va a seguire, a scoprire i lumi in Milano e dopo in Pavia. Ciò che lo scopre è un insegnamento italiano, di lumi italiani. Dunque, per quello, a sintesi, si va a misibare fagiole, perché non c'è mica distacco, non c'è mica impresa nazionale francese non ha i lumi a suo punto di vista gusti. Quello di una Corsica che ha sempre, come tu l'hai detta, praticato con l'Italia in maniera continua e a Sepica Gusti pensiamo alla relazione tra Corsica, Italia e Francia che l'ha messo in lume, in particolare Marco Cini e tutti i sottoguagni, dove si vede che l'Italia ferma in tutto, infine, non aveva aperto il XIX assai più vicina che la Francia. Insomma, ricordo, o Abore in 1830, o Liamone e l'altro attimo. Così, nel 1830. Vuol dire che si attende, ma si continua a praticare ciò che si è praticato. Questa mi pare un affare importante. E poi c'è un altro affare. C'è un percorso, un rapporto di quelli che parlano con dunque, gli intellettuali, con la politica. A differenza, mi si pare, tra Renucci e Viale,
e che Renocci è associato veramente alla politica amministrativa di Francia sotto, come si chiama, non so più, mica il direttorio, ma infine quando lui partecipa al Dipartimento di Ugolo, all'amministrazione centrale del Dipartimento di Ugolo, ha responsabilità che sono responsabilità in particolare a sicurezza pubblica. E dunque a questo. Invece si vede a Viale, Ello è obbligato a esiliarsi per ragioni politiche e dunque penso che è importante. C'è Ludovico chi vuole porre una domanda o fa una rimarca. Buongiorno. No, sarei stata per domandarti se tu sai o mica se oggi forse in Bastia o un altro luogo in Corsica se esiste sempre un specie di cerchio, un club letterario che sia a favore di espressione italiana di letteratura. Per aborto, a di Lavranca un laso, forse che esiste un centro Salvador Viale che fa parecchie pubblicazioni e che si interessa assai a su periodo gusti, ma un assoggio proprio letterario a Brodi l'Italia a di Lavranca un laso. Di espressione italiana. Di espressione italiana. Certo, un laso, non so mica. No, ci alimentiamo nella web, abbiamo Corsica Oggi. Corsica Oggi. Abbiamo come si chiama, non mi ricordo più come si chiama in Bastia, di Beretti e poi dopo la sua cucina che sono... che era Pauline Salambien prima, di l'altra che ha pigliato un seguito. C'è Lidia Morfino in Bastia che da tempo che organizza giusto appunto un'evocazione a pro di espertire di lingua e di letteratura. E c'è Dante, di sicuro, e associazioni che fanno assai. E poi dopo c'è gli scontri musicali del Mediterraneo, che sono proprio a favore della lingua e della letteratura italiana e che hanno fatto un limitato d'onore di quest'anno, l'edizione che si compie la settimana scorsa. C'è dunque una perenità. E se un cenimo che vuole continuare, io posso fare un'altra rimarca, mi dicerai ciò che tu ne pensi. I vigori presentanti a spesso hanno l'abitudine di marcarli a un livello di storia corsa prima di 1769, prima di la piccola Francia. Ma mi pare che c'è un personaggio forse che sbocca in della contemporaneità e chiappo, per un momento mica tanto, ma manco una volta in della letteratura di canzone di Uria Cristo, di Gianni Goli. Di Gianni Goli che incarna Penuccia assai quanto una corsitudine, una presa di coscienza, di Diarco va tu di l'œil rouge, enfin le fleur rouge et la tête de mort, cantata da Poletti, lettera Nigoli che gioca nella fronte nazionale e che diventa così una figura e che è assai interessante nella misura che pedagogicamente è uno dei primi che si rende conto quantunque di una storia trascurata e attraverso l'esempio di l'anziano Sudan francese o l'attuale Mali o Senegale, in dove ha insegnato, piglia coscienza giusto appunto di l'assurdità
che sarà ripresa da certi storiani, di dire nos ancestri les Gaulois, che è un cliché o più conosciuto. Ma forse se no abbiamo da città in una figura di un XX secolo, forse che Edmond Simeoni vinerà in tempi ora, lasciamolo campare più di 100 anni, ma forse che Johnny Goli è quello personaggio di un XIX-XX che entra in de a figura a stampa della storia come tu l'hai evocata, forse. E beh, chi può figurare in quella conferenza. Se lo c'è un autore di un riacquisto che lo si può aumentare, Poletti, ben intesa, soprattutto che è forse un solo autore che ha dato in certi personaggi, soprattutto per via di resistenza, una dimensione più nazionale e che franca soprattutto il suo destino. Allora, a differenza, Edmond Simeoni forse che lo era, ma Johnny Goli è veramente una complessità interessante. E quindi noi abbiamo un percorso, come l'hai detto, e Gulunie, l'insegnamento, la scoperta di storia e poi soprattutto una ricostruzione d'arredo, un investimento tanto d'arredo, soprattutto in ogni scopo. I comunisti come i nazionalisti, c'è stato per esempio nel 2014 o 2015 una manifestazione di una gioventù studiantina davanti a un liceo che porta il suo nome e che ha fatto parecchie controversie. Dunque, i desti di Poletti aumentano il suo rapporto complesso tra la rivendicazione contro il fascismo e la rivendicazione dopo su questo oggi siamo sempre in lotta e savrà il fronte nazionale d'arredo. È vero che entra in una riflessione per un sguardo critico nella storia. In tutte le figure di resistenza, la figura che è stata più investita dalla letteratura, ma di non da cinema, da testi giornalistici, invece che da altri resistenti meno o mica. Allora che hanno fatto fatti forse... È vero che Fred Camaroni non è mica stato usato. Fred Camaroni manca allora una canzone non taelo, Domenico Lucchini di noi. Il testo di Poletti è interessante, ma è interessante in noi perché chi Domenico Lucchini, dopo i soldati di resistenza, ha da raggiungere i nazionalisti e ad essere eletto, mi pare. Dunque, per la resistenza può entrare in conto di noi. In una costruzione di una storiografia contemporanea che noi aspettiamo. Che bovate o che boverete. Forse. Non sapevo cosa è, ma forse per portare nel XIX secolo ciò che è interessante nel percorso di parecchi autori qui è che una maggior parte sono eruditi, ecco. E c'è accanto e per questo che forse ci le riflette tanto all'uso che li facevano la letteratura e a tempo di storia, perché chi a maestra due tipi di scrittura sfarente, vale a dire che sono quelli che pubblicano fonti storiche per il XIX, penso a Viale chi fa correzione o chi mette node per Tomasì, o allora chi mette node per chi fa correzione per l'opera di Giancarlo Gregori, ma che a tempo si impasta faccio una scelta nella storia, impasta la storia per fare qualcosa d'altro. E forse che Gregori è un esempio straordinario di una per questa, posto che le forze per il XIX rappresentante quasi più positivista di storia isolana, ma a tempo di San Piero che è un soggetto di sapere ideato. C'è una contraddizione da monta qui.
se lui fa riferenza a segno bus e l'anglois, non mi manca appena io. E c'è un'altra affare, che forse è un tratto comune, XIX o XX, e così parlo appena di un periodo, ma che come di un puntello di forse mentale in noi, di l'isolano, di un rapporto che è assai inquieto alla storia. Forse per tutti è questo, per tutti i popoli, per tutte le nazioni. Ma per la Corsica e assai al XVIII secolo un'angoscia tremenda di betta la storia, di betta la possibilità di dare un racconto di la sua storia che lo fosse scientifico, non si può mica dire, ma anche ufficiale. C'è un'angoscia perché non ci si riesce mica. E qui forse, non so mica se è una possibilità di spiegazione anche per il XIX, ma di una ricorrenza. E penso che tutto ciò che è fatto in giro a Maria Gentile oggi è di noi per trovare un rimedio, un taglietto a un'angoscia di betta il nostro passato, perché se ne abbiamo bisogno di viure mitologiche per assicurarci di assai inchiedente. Posso complicato, ma appena algo. È strana quantunque io vedo che non c'è mica memoria. Se mica così non c'è mica memoria. Ce n'è mica, è vero. È vero. C'è un'angoscia, non c'è mica Ma memoria. per il XVIII ciò che noi chiamiamo memorie, non so manco memorie. Per esempio ciò che noi chiamiamo memorie di gusto, non so mica memorie. On parla a Elo, ma attraverso le sue memorie, non ne manca appena su messaggio qui, non ne manca appena la sua vita, perché chi fuori di un periodo che lo tratta non parla mica a Elo. E memorie di gusto è ciò che si chiama un pamphlet. E memorie di rostini non sono mica memorie. E a memoria che noi ci aspettano più di un secolo per essere pubblicati. E come quelle di gusto, anche i più per gusto. 200 anni. Dunque, segni di angoscia. Ma un vuole mica che pubblicazione non vuole mica che non c'è mica stata una pubblicazione. Una circolazione, scusate. Perché che memorie di gusto sono state lette anche prima di essere pubblicate. Lette poco dopo la sua redazione. Vuoi rispondere? Solo per dire, è vero che l'aspetto inchiedente di Beto a storia, il fatto di presentare una storia non da un angolo più inchiedente e lacrimoso, è presente, è veramente presente. E così, ma si va con parecchie tappe. Ciò che tu mi dici è vero che di udo lavoro, dunque non conosco mica un numero di desti e poi a sua particolarità, ma è vero che dopo la conquista francese, di più, e qui è forse un paradosso, ma di un contrario che si passa. Di il 90% di l'elite di Dandu di un discorso di vittoria che si mette in piazza. Allora che die, la storia di Corsica è una, ma stupido assai, ma è una successione di disfatte, di disgrazie, e da restaurazione fino alla Terza Repubblica si mette in piazza un discorso di vittoria, con una visione che non è mica vera in noi, che è completamente in contraddizione, ma si presenta, si fa uso di vittoria di una certa maniera, si presenta a conquista francese come una vittoria, si presenta a Vudiera di genuesi come una vittoria, e su discorso qui ad Adan fino a due guerre con un'altra data che è ciò che abbiamo chiamato l'eloge dei vaincus, quindi veramente, e che forse ci sarebbero ponti paragoni da fare con i dodesti che domando a bere. Una domanda di Marina Branca. Non, enfin, mica tanto una domanda, piuttosto una rimarca, così, una riflessione. Abbiamo parlato dunque di
Maria Gentile che è paragonata all'Antigone corta. E qui mi ha fatto pensare di nuovo a Jean Nicoli, che è stato paragonato di nuovo a Aimé Césaire da Villetta in uno spettacolo Danse, Mémoire, Danse. E trovo che c'è forse su bisogno sempre di paragonarsi con gli altri, come spiegati, come uditi, voilà. Di una domanda interessante. È vero che ora su fatto di paragonare, secondo me, un data mica d'oggi, di l'epoca contemporanea, data veramente di almeno l'epoca che viene dopo la conquista francese, forse prima. Vale a dire, quando si presenta un eroe, un personaggio, un fatto, e ben, ciò è veramente per l'uomo, per l'autorità. Allora, perché ciò sarebbe più lungo a spiegare, e se lo si può spiegare non so mica, ma c'è sempre su bisogno di paragonare fatti o personaggi. Al XIX secolo, a Terza Repubblica, ha letto parecchi discorsi che paragoneggiano San Piero a Hercule, a Achille, Paoli a Ulisse, e ha ridro un discorso che è fatto pendente l'inaugurazione di Astadula, pendente il ritorno di genere di Paoli, su discorso di fatto da Monsignore della Voada. E Monsignore della Voada dice che Ponte Nou li va a pensare ai Termopili. Dunque c'è sempre, con paragoni che sono esagerati per Termopili, Ponte Nou 100 morti, Termopili, ma c'è sempre su bisogno, è vero, di paragonare i personaggi, i destini e i fatti, e secondo me un principio, un data mica d'odio con Villetta e Jean Nicoli. E au passage di una bellissima idea di paragonare queste due figure. Può darsi un'ultima, ma non voglio mica chiudere quantunque. L'antichità e l'alta antichità. Io penso per esempio, passare l'altra volta in Sardegna e ho visto un pannello, noleggio di gommone, baia di Ulisse. Noleggio di gommone, louage de Zodiac, dans la baie d'Ulisse ero in Portipozzo che è comune di Santa Teresa di Gallura. Bon, e a tempo ho visto che i galluresi, un poco che ho visto i galluresi in da sua letteratura, non inventano mica tanto Ulissi, forza vinarà in Corsica, ma qui di noi, in l'antichità, a figura di Ulissi che sbarcaria in dei buchi di Bonifacio è stata poco sfruttata, finalmente. Veramente poca. E non l'ho mica droga. Perché quando si escono le prime storie per a scuola, durante la Terza Repubblica, ha avuto parecchie Robert Girolami Cortona, anche un altro personaggio che si chiama Jérôme Monti, che è veramente sconosciuto, ma ciò che Luigi, ciò è veramente a pubblicarlo e a interrogarci in uno, non si interessano mica all'aspetto dell'antichità. Principiano a San Piero, certi a un Medioevo, ma e anche un Medioevo è veramente raro. Casta con la geli di usare Voilà, ma più contemporaneo, sì. C'è un investimento di un Medioevo e dell'antichità più in una seconda metà del XX secolo. Oggi è un segno di elaborazione con Guido Benigni di noi. Con Guido Benigni. Che sfrutta. Di noi con Guido Benigni di un genere dell'avventura, in noi, un romanzo d'avventura che era poco sfruttato fino a oggi. Ma oggi per me c'è più travaglio che si facciano nel Medioevo che nel XIX, per esempio. E, su nuovo investimento difficile a spiegare, non so mica. Io ci vedo un segno di elaborazione, di più si pubblica nella storia e più la storia di Corsica si conosce, cacciando archivi, cacciando commenti, cacciando libri e conoscenza, e più la letteratura ne tira un pro, che sia in francese un corso
oppure un altro, ma parlo più in questi due lingue, e io ci vedo quanto un segno di un'elaborazione. E più si gioca provando una storia, è più dell'attualità che porta giusto appunto su diagimento di possibilità letterarie. Buona, ti ringraziamo assai per la ricchezza di ciò che è stato dato e poi di ciò che ha indignato di rimarchi qui nel pubblico. E poi ci diamo appuntamento a una prossima stonda, sempre in Tauvilo, di ciò che sbocca di santologia di letteratura corsa che ne aspettiamo con Brahma, ma da qui a poco non abbiamo più da aspettare e sarà una realtà e ne parleremo sempre nel quadro di questi stondi qui. E beh, a una prossima e ringrazio a tutti. Grazie.